Quest'anno siamo arrivati alla 27esima edizione di Notti di Luce, è un traguardo a cui non pensavamo mai di raggiungere obiettivamente. È una grande soddisfazione per noi di San Biagio aver raggiunto questo obiettivo di 27 edizioni di Notti di Luce. I lavori per questa costruzione del villaggio sono iniziati nello scorso mese di settembre. Un gruppo di volontari con costanza e assiduità ha lavorato quotidianamente per arrivare a costruire questo villaggio che quest'anno è nato, come tutti gli altri anni, in maniera diversa rispetto all'edizione precedente. Quindi la fantasia di questi volontari si sbizzarrisce nel costruire una Betlemme completamente diversa. E noi dobbiamo ringraziare tutti questi volontari che con grande pazienza e con grande costanza si danno da fare per arrivare puntuali al Santo Natale. Ma non ci sono solamente loro come volontari, esistono i volontari che costruiscono vestiti o li rimaneggiano rispetto a quelli degli anni precedenti, e sono circa 350 i vestiti che abbiamo a disposizione. E non solo, ci sono anche tutti quelli che si seguono la parte amministrativa, che magari sono ancora in attività lavorativa e che dedicano il loro tempo libero alla sera o la domenica per dare un'organizzazione anche mediatica a questo presepio vivente. Quindi è un'attività particolarmente complessa obiettivamente, che impegna moltissime risorse e che impegna anche circa 350 figuranti durante le 6 rappresentazioni di quest'anno. Questi figuranti oltretutto non sono più solo di San Biagio, non sono più dei Meno di Bagnolo San Vito, sono figuranti che arrivano da Mantova, arrivano da Viadana, arrivano da Roncoferraro, arrivano da Borgoforte, quindi da tanti paesi che sono vicini, che hanno deciso, come tutti i figuranti di San Biagio, di trascorrere queste feste natalizie su questo campo sportivo. Quest'anno il tempo è stato particolarmente clemente, il pubblico è stato particolarmente numeroso e di conseguenza siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato di grande affluenza e di grande gratificazione che ci ha dato il pubblico per la nostra rappresentazione. La rappresentazione sarà anche il 12 di gennaio, quindi in sostanza diamo la possibilità a tutti coloro che hanno trascorso ferie natalizie lontane da Mantova di poter essere qua su questo campo sportivo per assistere alla nostra rappresentazione, che è un unicum nell'ambito dei presepi viventi a livello nazionale. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Com'è possibile? Non conosco uomo. Maria, presa da stupore, corse a casa, dove l'angelo le diede la seconda parte del saluto. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il mio bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Presepe Vivente di San Biagio sono 27 anni che viene organizzato dalla parrocchia, e c'è un'associazione Notte di Luce che sono i volontari che si prestano per iniziare a preparare già da mesi e mesi, perché poi preparare tutte le capanne, allestirle, i vestiti, i costumi. E la particolarità di questa manifestazione è quella del suo carattere religioso, infatti è nata in parrocchia e vuole essere proprio un regalo che la parrocchia di San Biagio vuole fare a tutti per vivere il Natale del Signore. Quindi sono riprodotti il villaggio di Betlemme, i lavori di una volta, i figuranti presenti sono tutte famiglie, dai più piccoli ai più grandi, per vivere proprio questo ambiente magico, questa riproduzione, questa ripresentazione del Natale del Signore. E al centro, al cuore, c'è la Sacra Rappresentazione. Giuseppe sistemò un giaciglio di fortuna per Maria, con un po' di paglia, in una mangiatoia accanto al bue e all'asino. È una famiglia con un bambino appena nato, da pochi mesi,
fa Maria e Giuseppe e rivivono i momenti della nascita del Signore, l'annunciazione dell'angelo a Maria, il viaggio di Maria e Giuseppe e poi la nascita di Gesù nella capanna e la visita dei magi e la visita dei pastori. Quindi è proprio un momento in cui tutti i visitatori sono in contemplazione con le musiche, con i dialoghi e anche con un momento di preghiera silenzioso che è spontaneo proprio perché queste scene, la riproduzione di queste scene fa rivivere proprio personalmente il Natale. Entrati nella stalla, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Quindi, avvertiti di non passare da Erode, per un'altra via fecero ritorno al loro paese. E lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa, in mezzo a tutte le nazioni della terra, possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu, che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.